Precipita dal tetto del capannone dove stava facendo un sopralluogo, morto un operaio di origine macedone a luglio. Avrebbe compiuto 64 anni, ennesima tragedia sul lavoro, questa volta a Fagare di San Biagio di Callalta. A Udine rito abbreviato per la morte dell'imprenditore giapponese Tominaga. Il PM chiede condanne per oltre 34 anni per 3 imputati per il ventenne trevigiano che lo colpì, chiesti 12 anni e 4 mesi. Chiuse le indagini sulla morte della trentenne padovana colpita alla testa ai quartieri spagnoli da una statuetta. A gettarla un ragazzo di 13 anni non imputabile. Aspettiamo la giustizia ordinaria, dice il padre. Rissa tra una cinquantina di indiani di diverse etnie nelle serre di ortaggi a Sorga, nel Veronese. Un raid punitivo a colpi di spranga tra i feriti. I carabinieri arrestano 10 persone. Il GUP di Ragusa rinvia a giudizio 7 membri della nave umanitaria Mare Ionio. Casarini, processo ai soccorsi, non ci fermeranno, la prima udienza il 21 ottobre. Al via Venezia il salone nautico con il passaggio delle frecce tricolori. Il presidente del Senato, ospite d'onore, La Russa, apre al terzo mandato per Zaia. Dopo la levata di scudi di ANCI e UPI, marcia indietro del ministro Salvini sul taglio del fondo per la manutenzione delle strade destinato alle province. 40 anni fa la tragedia dello stadio Isel, poco prima della finale di Coppa Campioni tra Juventus e Liverpool. La testimonianza del bassanese Tassotti nel ricordo di chi non fece più ritorno a casa. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione del Veneto dei nostri telegiornali, subito con le notizie. In apertura l'ennesima morte sul lavoro, questa volta siamo a Fagare di San Biagio di Callalta, al servizio di Marta Marangoni. Era salito sul tetto del capannone per eseguire un sopralluogo su dei lavori di manutenzione quando all'improvviso la copertura ha ceduto facendolo precipitare a terra. Un volo di oltre 7 metri che non ha lasciato scampo a Muhammad Meishowski, 64 anni, macedone, residente a Monastier. L'ennesima tragedia sul lavoro poco prima delle 11 presso la sede della Work Metal in via Pascoli a Fagare di San Biagio di Callalta. Stava eseguendo il lavoro per una ditta esterna, la Eurolab di Monastier. Dopo la caduta l'uomo è stato subito soccorso. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l'elicottero. Vani purtroppo i tentativi di rianimarlo, troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto. Per il 64enne non c'è stato nulla da fare. A Fagare sono giunti i carabinieri ed i tecnici dello Spisal dell'ULS 2 che ora stanno conducendo le indagini sulla tragedia. Da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sul lavoro e le eventuali responsabilità. In via Pascoli anche i vigili del fuoco che con l'autoscala sono saliti sopra la copertura del capannone per consentire i rilievi dei tecnici. Intanto sul luogo della tragedia sono arrivati i parenti di Muhammad Meishowski, una famiglia molto numerosa ed unita, ora distrutta dal dolore della perdita del loro caro. Muhammad era arrivato in Italia 34 anni fa, primo di una grande famiglia che poi l'aveva raggiunto e si era integrata perfettamente nella comunità. Lascia la moglie, 4 figli, 3 femmine ed un maschio, 8 nipoti. Il 64enne pochi anni fa si era trasferito a Monastier da Zenson di Piave, dove aveva abitato per tanti anni e dove si era messo a disposizione della comunità come volontario della protezione civile comunale. Tutti lo ricordano come una bravissima persona, grande lavoratore e sempre pronto ad aiutare quando ce n'era bisogno. Profondamente addolorato il sindaco Daniele Dalanese. Non ho parole di fronte a questa disgrazia, siamo addolorati e non più tardi della settimana scorsa avevamo assieme anche con altri volontari fatto una lezione formativa ai bambini delle scuole elementari e c'era anche lui, perché so che lui me l'ha detto anche che ci teneva molto a essere presente con i bambini perché teneva anche al ruolo di volontario e a stare con i bambini. Una famiglia perfettamente integrata, quella di Muhammad, ed un uomo che non si era mai tirato indietro quando c'era un'emergenza nel territorio che l'aveva accolto, come nelle tante crisi legate al maltempo, tra tutte la tempesta Vaia. Una persona seria, sempre disponibile anche durante le emergenze. Abbiamo vissuto assieme tante emergenze anche a Zenson di Piave. Veramente una grande scomparsa, insomma. Rito abbreviato per la morte dell'imprenditore giapponese Tominaga. Il PM chiede condanne per oltre 34 anni. 34 anni di reclusione per la morte di Shinpei Tominaga, questa è la pena complessiva chiesta dal pubblico ministero Laura Collini per i 3 giovani trevigiani accusati di omicidio preterintenzionale in concorso aggravato dai futili motivi e lesioni personali. Le richieste sono suddivise in 12 anni e 4 mesi per Samuele Battistella, 12 anni per Abdallah Jouma e 10 anni per Daniele Vedam.
Il giudice per l'udienza preliminare Roberta Paviotti, dopo aver ascoltato le richieste dell'accusa e le arringhe degli avvocati di parte civile e della difesa, ha rinviato per la lettura della sentenza al 10 giugno. Il giudizio si svolge con il rito abbreviato che prevede lo sconto di 1/3 della pena in caso di condanna. L'udienza di oggi è durata 6 ore con una breve pausa all'ora di pranzo. In aula presente per la prima volta Daniele Vedam, difeso dall'avvocato Tino Maccarrone, accompagnato dai genitori. Vedam, oltre ai reati di omicidio preterintenzionale e lesioni, è accusato anche di minacce con l'uso di un coltello. È sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora a Conegliano Veneto, dove invece si trova Samuele Battistella, difeso da Stefano Arrigo, agli arresti domiciliari, mentre Abdallah Jouma è in carcere a Treviso, dopo aver violato 2 misure cautelari più lievi. Jouma ha seguito in collegamento video dal penitenziario la discussione nell'aula del GUP, dove c'era anche Giuseppe Venturini, l'amico di Shinpei Tominaga, che fu a sua volta aggredito dai 3 ragazzi nel buonissimo kebab di Via delle Pelliccerie, dove Battistella ha colpito Tominaga, provocando la caduta e la successiva morte dopo qualche giorno di agonia in ospedale. L'avvocato Alberto Tedeschi tutela come parti civili moglie, fratello e figlio di Shinpei, oltre allo stesso Venturini. Nel suo intervento ha chiesto 800.000 euro di risarcimento danni. L'altra parte civile, l'ucraino Alexander Petrov, malmenato davanti all'osteria Teresina e al bed and breakfast Sarpi 21, dove i trevigiani alloggiavano, era rappresentata dall'avvocato Esther Soramel, in sostituzione di Anna Caserta. Morte di Chiara Iaconis, chiuse le indagini della Procura minorile di Napoli. C'è una serie di valutazioni, di indizi che la Procura minorile ha fatto, ma che non chiariscono appieno cosa sia successo, chi siano responsabili. Quello che come famiglia attendiamo è una chiara posizione della Procura ordinaria, che ancora non ha completato l'iter giudiziario, questo che è preliminare all'eventuale rinvio a giudizio. È amara la voce di Gianfranco Iaconis. La Procura dei minori di Napoli ha chiuso le indagini sulla morte della figlia Chiara, colpita e uccisa il 15 settembre scorso da una statuetta caduta da un balcone mentre si trovava nei quartieri spagnoli con il fidanzato. A lanciare l'oggetto sarebbe stato un ragazzo di 13 anni non imputabile, mentre la posizione del fratello di 14 è stata archiviata. Un'indagine che è solo un primo punto con tante domande che per la famiglia devono avere delle risposte. Noi stiamo in previa attesa, come si dice, di ricevere finalmente una notizia da Napoli che siano chiuse le indagini, che ci sia almeno per la Procura uno o dei responsabili. Speriamo che tutto si svolga al più presto, ma lei conosce quanto me che i tempi della giustizia non sono certo brevi. Chiede giustizia il papà di Chiara Iaconis e non nasconde un sentimento di rabbia per quanto accaduto. Questo fa rabbia, no? Cioè, le fatalità accadono, ma se non è più una fatalità, ma è un atto evitabile, insomma, ci riempie un po' di amarezza. Le indagini vanno avanti, ci sono da chiarire le posizioni dei genitori dei 2 ragazzi. Il papà resta fiducioso, una famiglia che ha perso una figlia amatissima vuole solo giustizia. Fin dal primo giorno tutta la famiglia ha continuato ad avere piena fiducia sia negli investigatori, nei PM e sia nei nostri legali. Ancora con la cronaca, siamo nel Veronese, una maxi rissa scoppiata in alcune serre di Sorga, 50 cittadini indiani coinvolti. I carabinieri hanno arrestato 10 persone tra i 19 e i 46 anni con l'accusa di rissa aggravata, lesioni personali e porto di oggetti atti a offendere. Si tratta di cittadini indiani residenti tra Verona, Vicenza, Mantova e Lodi, 2 gli schieramenti che si sono affrontati tra i feriti, di cui uno in gravi condizioni. La rissa durante la raccolta degli ortaggi, una trentina di indiani sono arrivati sul posto in auto armati di spranghe, aggredendo i presenti, un raid punitivo, un regolamento di conti a quanto pare tra indiani di diversa etnia. Il GUP di Ragusa intanto rinvia a giudizio 7 membri della Mare Umanitaria Mare Ionio. A distanza di 5 anni veniamo rinviati a giudizio sulla base di un teorema, di una vera e propria montatura
politico-giudiziaria. 7 membri dell'equipaggio della nave umanitaria Mare Ionio, tra questi Luca Casarini e Giuseppe Caccia, sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato dall'averne tratto profitto. Noi rispondiamo con un sorriso intanto a questo rinvio a giudizio. Ci sarà un processo finalmente che diventerà l'occasione di un dibattito pubblico. Saremo noi a chiamare come testimoni i ministri e le autorità che hanno deciso di lasciare alla deriva in mezzo al mare 27 esseri umani. La decisione è arrivata dal GUP del Tribunale di Ragusa, Eleonora Schininnà, in seguito a un'indagine avviata nel 2020 dopo il trasbordo di 27 migranti dalla nave cargo danese Etienne Maersk alla Mare Ionio. Al centro dell'accusa un versamento di 125.000 euro effettuato dalla compagnia danese alla società armatrice italiana Hydra Social Shipping, ritenuto dagli inquirenti un pagamento per il soccorso e quindi prova dell'aggravante economica. Tesi del tutto sbagliata, afferma Giuseppe Caccia. A distanza di qualche mese, la Maersk Tankers, compagnia armatoriale danese, effettuava una donazione trasparente, rendicontata, tracciabile, a favore delle attività di soccorso civile in mare di Mediterranea. Tra gli imputati, oltre al comandante Pietro Marrone, figurano esponenti di primo piano della missione umanitaria, tra cui Luca Casarini, fondatore di Mediterranea Saving Human, e il medico di bordo Agnese Colpani. Casarini ha respinto con fermezza le accuse, anzi Mediterranea raddoppia e continua la sua missione come nave di cura, solidarietà e dignità. Mediterranea raddoppia. Questa è la risposta a chi attraverso spionaggi, attraverso i servizi segreti, costruisce questi dossier, queste montature giudiziarie che poi si trasformano in processi, che si trasformano in diffamazione, che si trasformano in attacco a quello che facciamo, cioè il soccorso civile in mare. E che conferma la nostra volontà di andare avanti, di continuare a fare quello che è giusto e necessario fare, cioè salvare vite umane in mare. Marcia indietro del ministro Salvini sul taglio del fondo per la manutenzione delle strade. Per ora è solo un annuncio perché nulla di ufficiale è stato pubblicato nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma tanto è bastato a far tirare un sospiro di sollievo ai presidenti delle province e ai sindaci imbestialiti per il taglio al fondo per le manutenzioni delle strade per finanziare altri lavori. Il ministro Matteo Salvini, accerchiato da UPI e ANCI, avrebbe scelto di frenare e di rimediare allo scivolone, per di più in piena campagna elettorale. In una lettera inviata a comuni e province, il MIT ha dichiarato la propria disponibilità a verificare forme di reintegro per i finanziamenti stanziati per il 2025 e il 2026, previo monitoraggio della capacità di spesa da parte degli enti destinatari dei finanziamenti. A Belluno l'eco delle note di giubilo si è propagato in men che non si dica, perché a fronte della disponibilità di 3.200.000 euro, il taglio del 70% avrebbe lasciato a Palazzo Piloni poco meno di 1 milione da distribuire su 2 anni per una rete stradale di quasi 700 chilometri che necessita di manutenzione costante. Da Roma il commento del senatore di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo. Bene l'impegno del Ministro delle Infrastrutture nel verificare forme di reintegro per i finanziamenti stanziati e bene anche aver fatto chiarezza sulle risorse e sul loro utilizzo passato. Gli uffici della provincia in questi giorni hanno inviato al MIT a stretto giro lo stato dell'arte. I fondi vengono girati a Veneto Strade integralmente per pagare la convenzione. Di solito non bastano mai e perciò vengono integrati con fondi propri provinciali. Ora avremmo uno spazio di manovra più ampio per continuare a gestire la viabilità provinciale, ha annotato la vicepresidente meloniana Silvia Calligaro, mentre ampia soddisfazione è stata espressa dal presidente Roberto Padrin nei confronti del ministro Salvini, che, ha detto, ha compreso le difficoltà che abbiamo rappresentato. Altrove, hanno detto gli esiti del monitoraggio svolto dal Ministero, è stata accertata una ridotta capacità di spesa da parte degli enti destinatari dei finanziamenti. Visti i numeri, è assolutamente condivisibile la richiesta di misure utili a vincolare l'erogazione delle risorse al rispetto di puntuali adempimenti da parte degli enti. La politica, il Presidente del Senato dal palco del Salone Nautico apre al terzo mandato per Zaia. Il futuro del Veneto è nelle mani dei veneti e quindi nelle mani anche di Zaia, o soprattutto di Zaia.
Chi si aspettava il lancio di un candidato presidente di Fratelli d'Italia o quantomeno un'ipoteca politica su Palazzo Balbi è rimasto deluso. Da Ignazio La Russa, seconda carica dello Stato e colonnello meloniano, non solo sono uscite parole al miele nei confronti del presidente Luca Zaia, ma anche un riferimento abbastanza esplicito, seppure non espresso, al nodo giuridico del terzo mandato. Così il presidente del Senato si è espresso dal palco del Salone Nautico. Tra i migliori governatori delle mie regioni sicuramente il Zaia, li conoscono tutti i partiti della coalizione e c'è un problema giuridico di capire come poter continuare ad avvalersi ai massimi livelli l'Italia di Zaia, e io credo che una soluzione bisognerà trovarla col suo accordo, con la sua volontà, e quindi Zaia sicuramente una risorsa non solo per il Veneto ma per l'Italia. Insomma, una soluzione si trova, fa intendere La Russa, a pochi giorni dalle aperture proprio sul terzo mandato di Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli, altri meloniani di ferro e di prima fila. Tra indizi politici che fanno una prova, dice già qualcuno nel centrodestra. Lo stesso Zaia la scorsa settimana aveva fatto notare che ci sarebbero i tempi tecnici per una modifica legislativa prima delle elezioni d'autunno. Il nodo è cruciale e La Russa lo sa bene. Venezia è un bene dell'Italia, quindi sia qui sia in un altro posto, chi è a Venezia sa che è nel cuore dell'Italia ed è il cuore dell'Italia. E dunque vediamo questa prima giornata di Salone Nautico. Oltre 270 espositori, 300 imbarcazioni di extra lusso. Oggi all'Arsenale prende il via la 6ª edizione del Salone Nautico. A dare il via all'evento il fragoroso rombo nei cieli delle frecce tricolori. Una cerimonia impreziosita dall'esibizione degli incursori della Marina Militare che si sono lanciati dal cielo per poi ammarare con maestria nella darsena dell'Arsenale, suggellando lo storico legame tra Venezia e il mare, tra tradizione e futuro, proprio come ha sottolineato il sindaco Brugnaro, che lancia un appello. Noi abbiamo finanziato, abbiamo messo proprio i soldi già per finanziarlo sia per il 2026 che per il 2027, perché è sicuro che si fa. Dopo, adesso a fine salone annunceremo già le date del prossimo e le aziende continuano a darci fiducia, sono contente eccetera, però bisogna che la politica, perché il prossimo anno i cittadini che votano controllino i programmi, per cui annuncio già, dico che tutti, spero destra e sinistra, mettono nel programma, continuiamo a finanziare il salone. Ecco, la stessa cosa chiedo alla Regione, no, c'è la fiera cavalli, c'è la fiera del vino, c'è anche il Salone Nautico. Magari il prossimo candidato sarebbe bello che dicesse una cosa su questa roba qua, cioè che di finanziare, di dare una mano, perché è un'industria davvero diffusa di tutto il Veneto. Al taglio del nastro, oltre al sindaco, il governatore Zaia, il presidente Zoppas, l'ammiraglio ispettore capo della Marina Militare Italiana D'Attola. Bisogna investire, dopodiché noi dobbiamo investire su delle progettualità, dopodiché gli investitori verranno selezionati in base anche, diciamo, alla loro affidabilità, però è fondamentale che si investa. Venezia è sempre stata una città cosmopolita, la Repubblica Veneta è sempre stata cosmopolita, lo vediamo dai diversi fondachi che abbiamo, ma lo vediamo anche banalmente dalla nostra ristorazione, che ha presente le spezie, ha presente, diciamo, una contaminazione che è totalmente mediterranea. A suggellare il significato strategico dell'evento per l'intero comparto nautico nazionale e internazionale, la presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa. È inutile stare a ricordare che siamo al 6º anno, sta progettando come renderla ancora più importante nei prossimi anni. È il futuro che parte da Venezia anche per il mare e per il Made in Italy. Complimenti. L'Arsenale, cuore antico della potenza navale veneziana, torna così a pulsare come centro dell'innovazione nautica. Organizzato da Vela SPA per conto del Comune, il Salone Nautico si conferma uno degli appuntamenti più importanti del panorama nautico europeo, capace di fondere eleganza, sostenibilità e innovazione. Con il supporto della Marina Militare animerà la città fino al 2 giugno. Sarà aperto dalle 10 alle 20 con un'apertura prolungata alle 22 sabato 31 maggio. 40 anni fa la tragedia dell'Eisel. Sembrava la zona più sicura, appena entrati, ho visto un po' la maretta degli inglesi, andiamo là che il posto più era uguale, perché era uguale. Siamo salvati, è stato
un miracolo, non so anche perché. Sta tutta qui, in queste poche parole, la spaventosa semplicità della tragedia dell'Eisel. 40 anni fa il mondo scopriva che si può morire allo stadio aspettando il fischio d'inizio della finale di Coppa dei Campioni. A scegliere chi è morto e chi è sopravvissuto è stato il fato o il caso. E mentre il signor Danilo Tassotti di Bassano si è salvato, i suoi concittadini Mario Ronchi e Amedeo Spolaore non sono mai tornati da quello stadio maledetto. Era nella zona, proprio anche nella zona dove ero dietro, davanti avevo 57 persone per terra. E purtroppo per me sono passato sopra anche, so se erano vivi o morti, però purtroppo a un certo punto devi salvarti. Tassotti era all'Eisel con un amico che gli ha salvato letteralmente la vita. E siamo salvati anche perché lui mi ha tenuto proprio con forza, perché se cadevo ero morto. Quel che ha visto Danilo Tassotti in quello stadio è stato talmente forte che per più di una settimana non è riuscito a chiudere occhio. Sono cose che faccio fatica anche a parlare adesso, dopo 40 anni, ma non ho dormito per 10 giorni, non ho più dormito alla notte, mi sono sempre stato. L'esperienza ha segnato in modo indelebile il signor Tassotti, che da quel giorno non ha mai più messo piede in uno stadio. Io non ho più visto una partita da 40 anni fa, solo qualche mezzo tempo per televisione, ma al stadio non sono più andato. Tutto questo e molto altro ancora entra nelle celebrazioni organizzate dal Comune di Bassano perché l'Eisel non venga dimenticato, con una mostra fotografica nella loggetta che coinvolgerà le scuole e un evento con i calciatori che erano in campo quella sera. Si chiude così il telegiornale, grazie per averci seguito. Subito dopo di noi, come sempre, le previsioni del tempo, poi l'edizione di Venezia. È tutto, arrivederci.